C'è una diffusione importante che speriamo di poter risolvere o perlomeno mitigare proprio con l'uso del vaccino che ci auguriamo arrivi presto anche per questa fascia d'età. La Federazione Medici Pediatri del Veneto attende il via libera alla vaccinazione per la fascia 5-11 anni affinché si possa iniziare a mettere in sicurezza anche i più piccoli. Dall'ultimo monitoraggio, come riporta una circolare del Ministero della Salute, nell'ultima settimana è cresciuta l'incidenza in età scolare, arrivata a 125 casi per 100.000 abitanti, valore ben al di sopra della soglia di sicurezza che consente un corretto tracciamento dei 50 casi per 100.000. Le positività in età pediatrica sono almeno triplicate rispetto all'anno scorso, sottolinea Pisetta. C'è un chiarissimo aumento dei bambini positivi nelle classi delle elementari, specialmente, che in questo momento credo che sia la popolazione più colpita in termini percentuali, ma anche nei nidi. È una cosa abbastanza, diciamo, inusuale in passato, anche nei nidi abbiamo dei cluster, abbiamo numerosi casi. C'è anche un altro aspetto che i pediatri stanno rilevando tra i più piccoli. Notiamo anche, e questo dovrà essere poi verificato sui grandi numeri, una difficoltà dei bambini a risolvere la positività, cioè che rimangono positivi anche dopo il 10° giorno, dopo il 17°, anche dopo il 21°. Questo incremento dei contagi tra i più giovani ha spinto i ministeri della salute e dell'istruzione a rivedere le procedure in presenza di positività. La quarantena e di conseguenza la DAD scatteranno anche con un solo contagiato in classe e non più con 3 come previsto in precedenza. Ci si è resi conto che in effetti con l'aumento dei contagi non si riesce a stare dietro a questo nuovo protocollo che si era adottato, cioè la possibilità di fare i controlli e la sorveglianza con testing a distanza ravvicinata e quindi lasciare anche i ragazzi in classe. Ad oggi nella Marca sono 98 le classi in quarantena, 273 in monitoraggio, numeri destinati ad aumentare ulteriormente nei prossimi giorni. Si sperava che si potessero evitare appunto le classi in DAD, invece penso che aumenteranno nel numero.